Si parla tanto di emigrazione, soprattutto nella nostra provincia, ma ne esiste una versione ancora più odiosa, se possibile, di quella che porta lontana dalle loro case i giovani, l'emigrazione sanitaria. Ogni anno infatti migliaia di siciliani e di agrigentini lasciano la propria provincia o la loro regione per cercare assistenza in strutture più qualificate, meglio organizzate o che restituiscono una maggior sensazione di sicurezza all'ammalato. Un vero e proprio esodo che ha nelle province più interne e lontane delle grandi città e dei grandi poli sanitari il proprio punto di partenza. Guardando infatti ai dati contenuti nella nuova rete ospedaliera per la regione siciliana, emerge come Agrigento sia tra le province in cui si parte di più. Se guardiamo ai pazienti di sesso maschile, l'Agrigentino risulta il terzo territorio per incidenza della mobilità passiva. Se la media regionale è del 13,6, il dato agrigentino è del 25,6%, che è comunque meglio del 34,9 di Enna o del 29,2 di Caltanissetta. Il dato è alto anche guardando alla migrazione sanitaria fuori dalla regione. Agrigento in tal senso è seconda dietro Trapani con l'8,9%, a fronte di una media del 7,1%. Uguali posizionamenti, ma non le percentuali tra le donne. Anche in questo caso Agrigento è terza per emigrazioni fuori dalla provincia, seconda per extraregionale.